Ministro, popoloso anche qui. Una giornata speciale oggi, no? Con l'autonomia. Essere in provincia di Varese, vicino a Cassano Magnago, nel giorno dopo 30 anni di battaglia politica dall'approvazione definitiva dell'autonomia, è gioia, è orgoglio, vuol dire che non abbiamo mai mollato, vuol dire che è una grande opportunità non solo per i lombardi che la chiedono da anni, ma per tutta Italia. Quindi essere a Samarate non penso sia solo una coincidenza, penso sia un ringraziamento a chi in questi 30 anni non ha mai mollato. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Adesso il governatore della Lombardia verrà a trattare col governo quali e quante competenze esercitare a livello lombardo e sicuramente potremo correre ancora di più. Ministro, L'autonomia è modernità, efficienza, trasparenza e migliori servizi per tutta Italia. Ovviamente sono lombardo, sono segretario della Lega, abbiamo 5 ministri lombardi, la Lombardia è un motore d'Europa e da oggi potrà correre ancora di più. Però l'avete È uno barattato col scambio per il premierato. C'è nel programma di governo, c'è un programma di governo votato dalla maggioranza degli italiani, quindi insieme alla riforma della giustizia, riforma fiscale e riforma delle pensioni siamo qua da neanche 20 mesi, ma mi sembra che abbiamo fatto più noi in questi 20 mesi che altri in decenni. Posizione dice spacca l'Italia. No, anzi è una grande occasione anche per il Sud, non solo per i lombardi e per i veneti che l'hanno chiesta a referendum. Salvini, da Bossi al generale, questa è la Lega di Vannacci? No, questa è la Lega dei territori, questa è la Lega che punta a vincere Samarate con 500 sindaci in Lombardia e in tutta Italia, quindi per noi i territori sono fondamentali. Non so quanti capi di partito vengano a Samarate, per me è fondamentale essere qua, come essere a Roma, come essere a Milano. Adesso fatemi andare dalla gente che l'ultima cosa, il messaggio che vuole dare proprio per Samarate. Samarate si va al ballottaggio e oggi come oggi c'è una cozzaglia. Tutti contro uno. Ecco, che i grillini, che i 5 Stelle che stanno perdendo in tutta Italia possano governare Samarate mi sembrerebbe veramente complicato. Poi scelgono i cittadini. Grazie.